Ciao a tutti, nell'uscita di oggi percorreremo 4 prese sterrate poste sul lato sud del Montello. Nell'ordine percorreremo la 11 in salita, la 10 in discesa, la 8 in salita, la 14 in discesa. Si parte da Biadene, all'incrocio tra la presa 20 via Bongiovanni e via Stradone del Bosco, prendendo quest'ultima in direzione est. Seguiremo perciò via Stradone del Bosco, che come potete vedere dalle immagini fiancheggia il canale Brentella. Anche se probabilmente avrete già percorso o visto questo tratto, è sempre un piacere pedalare vicino al canale che in questo periodo, tra l'altro, ha più acqua del solito. È possibile incontrare anche diversi esemplari di germani reali che ormai hanno stabilito qui la propria dimora. E dopo circa 5 km ecco che troviamo l'inizio della presa 11 via Sernaglia. La presa 11 è lunga 3,65 km e copre un dislivello di 230 metri. La pendenza media è del 6,3%, ma ci sono tratti, soprattutto quello iniziale, dove raggiunge e supera il 10%. In qualche uscita precedente avevo notato con piacere che il fondo di molte delle prese sterrate era stato risistemato, ma le recenti piogge temporali hanno purtroppo creato qualche danno e lasciato molta sporcizia, come potete vedere dalle immagini. Siamo immersi nella vegetazione ed è anche una mattinata fresca, per cui si sale molto facilmente e con piacere. Tra un po' concluderemo il primo tratto non asfaltato della presa 11, attraverseremo via Murada e proseguiremo sempre sulla 11 ma su asfalto. Tra un po' arriveremo anche alla dorsale via 18 giugno e gireremo a destra per scendere verso l'inizio della presa 10 sud e giù verso la presa 10. Qui giriamo a destra e siamo nuovamente su sterrato. La
presa 10, via Cesare Battisti, ha una lunghezza di 3,8 km e un dislivello di 210 metri, con una pendenza media del 5,5%. Secondo me la presa 10 è una delle più belle, completamente immersa nel verde e anche molto poco trafficata, per cui la si può percorrere in assoluta tranquillità. La pendenza della strada non si percepisce bene dal video. In realtà questi tratti che stiamo vedendo hanno una pendenza tra il 5 e in alcuni punti anche il 10%. Ormai anche la presa 10 è conclusa. Tra poco arriveremo su via Fra Giocondo. Qui giriamo a sinistra verso la presa 8, via Eligio Porcu, che è distante circa 1,5 km. Ed eccoci alla presa 8. Il primo tratto è asfaltato e molto ripido. Anche la presa 8, come la 10, è molto bella, però a differenza di quest'ultima offre qualche punto nel quale si può riprendere fiato. Anche questa presa è molto poco frequentata, per cui la si può percorrere praticamente nel silenzio e in tutta tranquillità. La presa 8 ha una lunghezza di 4 km e un dislivello di 180 metri, con una pendenza media del 4,5%. Eccoci all'incrocio con la strada militare. Da qui fino alla dorsale è tutto asfalto. Eccoci alla dorsale. Se girassimo a destra ci troveremo l'incrocio per Santi Angeli, ma noi gireremo a sinistra verso Santa Maria della Vittoria, che dista circa 4,5 km.
Siamo arrivati a Santa Maria della Vittoria, il punto più alto del Montello. Ora proseguiamo sulla 14 in discesa fino ad arrivare a via Fra Giocondo, che poi nell'ultimo tratto diventerà via Stradone del Bosco e ci porterà fino all'inizio del nostro percorso. Anche la presa 14, come la 10, è tutta in pendenza, quindi non dà modo di riprendere fiato, ma noi oggi la percorriamo in discesa, per cui non abbiamo problemi. Anche questa, dopo il primo tratto in asfalto, diventa sterrata fin quasi alla fine. Siamo di nuovo su via Fra Giocondo, che percorreremo per circa 3,5 km fino a tornare al punto di partenza del nostro giro. Ci siamo quasi. È stata una bella uscita, non molto difficile sul piano tecnico, un po' più impegnativa per quanto riguarda le pendenze, ma avendo la bici elettrica noi non abbiamo avuto problemi. Questo è il mio primo video nel quale inserisco l'audio, spero che il risultato sia stato almeno sufficiente. Grazie a tutti e arrivederci alla prossima volta.